Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati con gli appuntamenti live di friulitv.net, altri aggiornamenti di cronaca accaduti in Friuli, Venezia e Giulia. Partiamo con Lignano, dove una diciottenne friulana in vacanza nella cittadina balneare avrebbe subito violenze da parte di un gruppo di ragazzi all'interno di un appartamento. Del fatto sta indagando la polizia della questura di Udine. L'episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, come detto, ulteriori indagini in corso. Ora cambiamo argomento, restiamo in tema purtroppo di incidenti stradali. Tra le persone che sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto poco dopo le 11.30 di oggi lungo la strada regionale 552 all'altezza di un tornante a Tramonti di Sotto per vaglio da parte della Polstrada di Spilimbergo, si sono scontrati un'utilitaria condotta da una ragazza di 21 anni di Cavasso Nuovo che stava marciando con l'auto in direzione di Meduno e una moto, una Yamaha 600, condotta da un uomo di 58 anni di Volpago del Montello. Nell'impatto la due ruote è rovinata sull'asfalto ed è andata a colpire un'altra moto in transito condotta dall'amico del Centauro, in questo caso una Honda 600, in sella alla quale viaggiava un uomo di 57 anni di Selva del Montello. Entrambi i motociclisti sono rimasti feriti in maniera seria, ma non sono per fortuna in pericolo di vita, ricoverati in ospedale per accertamenti. Adesso andiamo a Trieste per notizie di cronaca, dove nella prima mattinata di ieri gli uomini della squadra giudiziaria e della volante del commissariato di pubblica sicurezza di Muggia, coordinati dal vicequestore Vecchietta, hanno tratto in arresto un 25enne straniero con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo è stato tradotto al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ora parliamo di ambiente nel prossimo servizio. Assessore Scoccimarro, la politica della Regione non è quella di punire chi utilizza la plastica, ma di dare degli incentivi a chi usa materiali ecocompatibili. Esattamente, oltre all'educazione ambientale per fare questo tipo di uso consapevole del rifiuto, abbiamo fatto parecchie norme che sono, ricordo, Amare FVG per andare a splasticare il mare, il Eco FVG con il tifo pulito, e in questo caso andiamo a dare un incentivo, le Ecofest, in cui alla Camera di Commercio, e con un importo che va a coprire il 65% della loro spesa. Un'iniziativa che parte adesso in autunno, abbiamo stanziato attualmente 1 milione di euro, ovviamente sarà implementabile secondo il numero delle domande che riceveremo, ma sono convinto che gli esercizi avranno un piacere ad avere questo, anche perché oltre al contributo stesso dimostriamo anche la vicinanza della Giunta regionale verso quella categoria appunto, dei pubblici esercizi che sono state pesantemente penalizzate da questo Covid-19. Oggi che c'è una timida ripresa, anzi in certi settori anche il turismo anche un po' più che timida, ma in questo contributo certamente farà piacere. Andiamo a chiudere con lo sport, grandi festeggiamenti ieri sera a Buia. Il Friuli si riafferma terra di grandi campioni, votata allo sport e al sacrificio. Qui a Buia in particolare festeggiamo una terra di ciclisti dove è cresciuto anche il campione Alessandro De Marchi e poco più in là continuano a crescere altri grandi delle due ruote come Nicola Venchiarutti al suo primo Giro d'Italia quest'anno. Abbiamo molto per cui festeggiare ed essere orgogliosi dello sport regionale. Sono le parole piene di entusiasmo
entusiasmo quelle con cui l'assessore regionale di finanze Barbara Zilli ha portato il saluto e l'acclamazione dell'amministrazione regionale all'oro olimpico Jonathan Milan, il ventenne buiese festeggiato nel suo paese di origine al rientro da Tokyo, dove ha conquistato la storica medaglia d'oro di inseguimento su pista nel ciclismo a squadre. Un oro e ben 2 record del mondo, condivisi con i compagni Filippo Ganna, Andrea Consonni e Francesco Lamon, che anch'essi rientrati in Italia da poche ore. Uno striscione con la scritta "Grazie Johnny, oro olimpico", accoglie chi entra a Buia dal 4 agosto. Quel giorno l'eroe fece l'impresa e oggi ha già un fan club che in piazza raccoglie fiumi di adesioni. Ordinatamente, Green Pass in mano, buiesi e tifosi da tutta la regione entrano nell'area riservata dove sul palco campeggiano i 5 cerchi olimpici. Tutto intorno è un tripudio di tricolori e di cori che ripetono Oro Milan. Complimenti ancora al giovane buiese, siamo sicuri che ci regalerà ancora altre emozioni nel corso della sua lunga carriera, perché come si dice in questi casi, terminato il periodo su pista, continua la stagione per quanto riguarda le varie classiche in programma per il ciclismo su strada da qui fino a novembre. È tutto, grazie come sempre per la visione all'ascolto. Per quanto riguarda il live torneremo più tardi, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.